sono segretario comunale da molti anni, ho avuto molte esperienze come appunto direttore di comuni e segretario comunale. Ho avuto anche molte esperienze in consorzi di comuni, anzi penso di essere uno dei maggiori esperti perché ho diretto il consorzio Pitergino Mottense per 15 anni, consorzio che comprendeva 15 comuni consorziati per vari servizi. Attualmente sono anche direttore di un consorzio di polizia locale, il consorzio Piave, che ha sede su Segana e che è anche una scuola di polizia nella quale noi facciamo corsi per anche i ragazzi che vogliono diventare agenti di polizia locale. Forse è l'unica scuola che fa i corsi per i ragazzi che vogliono diventare vigili urbani, perché effettivamente non c'è possibilità sui libri di imparare quello che invece noi insegniamo direttamente con dei comandanti preparati e che fanno anche non soltanto teoria ma anche pratica. Questo comune ho notato appunto che il personale è preparato, adesso sto valutando appunto la migliore organizzazione del comune dal punto di vista gestionale, chiaramente quale direttore del comune, e io penso che ci possano essere delle buone prospettive future. Ecco. Trova la soluzione, tra virgolette, a part-time, una soluzione ideale per il comune di Ponzano? Guardate, io rubo solamente una mattina a Ponzano, perché il resto del tempo lo dedico anche al di fuori dell'orario di lavoro, perché una mestiere aggiunta lo faccio al di fuori dell'orario mio di lavoro di Ponzano, quindi è solamente una mattina che io rubo Ponzano, non credo quindi questo possa inficiare l'attività mia professionale in questo senso. Che auspici? Sì. L'auspicio è che appunto la macchina comunale funzioni sempre meglio, perché chiaramente anche se adesso, visto che il personale sicuramente è preparato, però è chiaro che ci possono sempre essere delle problematiche e dei miglioramenti soprattutto da portare avanti. Io credo che su questa strada continuerò, come ho sempre fatto anche negli altri comuni. E lo auguri ai cittadini? I cittadini sono, diciamo, i nostri utenti, noi lavoriamo per i cittadini soprattutto, quindi io credo che sia opportuno sempre avere un contatto franco, immediato con i cittadini e soprattutto tenere conto delle loro esigenze. Perfetto, grazie segretario. Prego.